ciao putei, e non lo vi conta. La storia è di un cuo. Un regalo per le vacanze. E ciò, Mario aveva in dono a fine dell'anno scolastico, che era finita a scuola, una penna per fare i compiti delle vacanze. Oh, mi voleva una bicicletta, si lamentava Mario con suo papà. E aspetta, del piagnucolare che rispondeva suo papà, non ti hai ancora visto di che penna che si tratta. E dopo qualche settimana Mario si era deciso di mai a voglia però a cominciare i compiti per le vacanze che era là. Madonna che disdetta, pensava, risolvendo un problema di matematica. Cioè, per tutto l'anno il maestro mi dà per compito temi, problemi, operazioni e disegni. E per le vacanze avrei potuto darmi al manco altri compiti. Per esempio, compito del lunedì, scalare una pianta di cerese e fare una bella scorpacciata. Compito del martedì, giocare una partita di calcio finché si casca per terra stanchi morti. Compito del mercoledì, fare una bella passeggiata nei boschi e dormire sotto la tenda. E invece no, ora so qua a fare divisione e sottrazione. Proprio in quel momento, cioè appena, come un guisso, si era mosso, si era messo a correre su per i quaderni, dalla prima pagina del quaderno. Ma cosa ti salta in testa? Che ha detto Mario. Era una roba meravigliosa ciò. E appena correva da solo. E su un attimo il problema si sta anche risolto. Le risposte sta scritte in bella calligrafia. Ciò soltanto che ora appena a segare quietà, a segare sdraiare sul tavolino, come che se fosse stanca e che avesse anche voglia di dormire. Mamma mia, questa è bella, ha detto Mario. Ecco una penna che fa i compiti da sola. E il giorno dopo Mario doveva anche fare un tema. E si era messo a tavolino e cacciava la penna in mano e si era grattata la testa per cercare qualche idea. Ed ecco ciò tutto sul momento. E appena che parte in quarta velocità e sul momento arriva in fondo al foglio. Mamma mia, Mario non aveva mai visto un'altra fatica da fare che voltare il foglio. E dopo appena ritornava con tutta la soccorsa, camminava da sola, senza che Mario dovesse neanche tenerla fra i denti, e scriveva ciò in furia più di una macchinetta. E da quel giorno Mario, quando doveva fare un compito, ormai bastava che prendesse il quaderno e metteva la penna sulla carta e stava là a guardare. E appena faceva tutto per conto suo, e ciò più brava del primo anche della classe. E Mario si divertiva e ciò stava là a guardarla. Un poco guardava e dopo sentiva i suoi amici che lo chiamava sotto la finestra. Vengo subito, che rispondeva. E intanto rivolgendosi affettuosamente a penna e gli diceva pian, ciò finisci te il compito, intanto che mi vado a fare il bagno nel fiume giù da basso. E appena non se lo faceva dire 2 volte di certo, e cioè quando che arrivava in fondo al foglio e il compito gli era già finito, saltava da solo nell'astuccio e si metteva a dormire. Una bella fortuna per Mario, a dove proprio metterlo, vero? Potei, se vi capitasse una penna così anche altri. Cioè, alla fine delle vacanze il quaderno di compiti gli era pien, bello, in ordine, come nessun altro quaderno di Mario che gli era mai stato, perché gli era tutti un po' non fatti bene. Cioè, Mario Galucci per ben a sua pena, che se lo aveva anche meritato, e la ringraziò di tutto l'ottimo servizio che aveva fatto per le vacanze e che aveva risparmiato di scrivere. Ciao Putei, alla prossima!